5 modi di reagire quando si incontra una persona che si conosce molto bene ma si è appena fatta il botox o filler. Per i più falsi, fare finta di non accorgersi del cambiamento. Ciao Nicola. Guarda, tutto bene? Dai, non ci si può lamentare. Tutt'al più, per rielaborare lo shock, ci si sfoga a incontro avvenuto con un amico. Non ti puoi capire, un'altra persona. Per i più educati, superare l'imbarazzo con complimenti di circostanza. Ciao caro. Come ti vedo rilassata. E ciò, sono appena rientrata dalle vacanze, rinata. Per i più coraggiosi, fare finta di non riconoscerla per farle capire che forse la cosa è sfuggita di mano. Nicola! Ma eravamo insieme alle superiori. Ma sono proprio contento che tu abbia trovato la tua strada, Stefano. Ma sono la Deborah. Per i più eleganti, ammettere di notare un cambiamento, ma qualcosa di minimo. Ma ciao! Mamma mia, come sei diversa! In che senso, scusa? Bionda! Sono sempre stata bionda! Miele! Ora sei bionda platino! Sì, è vera! Per i più maleducati, dimostrare la propria personale e non richiesta disapprovazione con una battuta. Ma guarda che si rivede! Porco can, ma quanti schei tu spendesti per ridurti così? Par che ti apri una tempestà in tel muso? Merito assicurare al manco!